Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, San Paolo, Gran Premio del Brasile, ultima tappa del mondiale ragazzi, pole position purtroppo per il Bibitaro Vettel, sesto posto per Veneziano, il Kumendone a 20 punti di vantaggio su Vettel, quindi abbiamo tantissime chance di vincere il mondiale, speriamo bene ragazzi, sarà una gara tiratissima, se vinciamo il mondiale oggi nella prossima stagione vai di livello esperto, quindi possiamo fare anche figure di merda, ma almeno un mondiale lo voglio portare a casa, ragazzi 18 giri. Ragazzi, non è prevista pioggia, la tensione è altissima. Purtroppo il Bibitaro in pole. Puoi ancora vincere il campionato, quindi fai del tuo meglio, forza. Vai ragazzi, la Ferrari rivuole il titolo mondiale dopo i 4 titoli di Sebastiano. Go, 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 go. Ultima gara del mondiale. Vai come. Il Come prova a buttarsi dentro, attenzione. Il Come rischia dov'è Vettel? Dov'è il Bibitaro? Il Bibitaro forse... no, il Bibitaro in fuga, no, il Bibitaro ha perso posizioni. E il Bibitaro ha perso posizioni e si gode. Carburante normale. In questo momento siamo campioni del mondo. Ma stiamo tranquilli ragazzi, mancano ancora 18 giri. Il Bibitaro, partenza disastrosa del Bibitaro. Anche il Kumendone non è partito benissimo, ma la paura di sbagliare era troppa. Ma l'importante è stare davanti al Bibitarus o comunque non perdere 5 punti. Dai, pilota italiano, macchina italiana, sarebbe un sogno per la Ferrari portare a casa questo benedetto titolo mondiale. L'ultimo di Kimi Raikkonen. Meno male che Vettel è partito male, Seba è partito male ragazzi. Vai come tirala. Vettel sesto ragazzi. Il Kuma è quarto, ma basta in questo momento. Basta per vincere il mondiale. Ma stiamo calmi, stiamo buoni, stiamo tranquilli, nessun ritiro. Bisogna fare una gara attenta. I meccanici ai box devono essere perfetti. E se succedono tutte queste cose siamo campioni ragazzi. Occhio. Occhio come dai. Si cerca di guadagnare qualcosa su Gigione. Gigione mi sta rallentando Vettel, bravo Gigione. Alfonso in fuga purtroppo. Alfonsino in fuga. Occhio a Gigi, occhio a Gigi. E dai Kumendo. DRS abilitato, sono cazzi. La S di Senna, la curva do Sol. Vettel sempre al sesto posto. Seba sempre sesto. Seba sempre sesto. Miglior primo settore assoluto. Però Hamilton è vicinissimo ragazzi. Gigione è vicinissimo. Maledetto Gigi. Siamo stati fortunati ad avere Vettel dietro dopo una partenza in pole. Siamo anche vicini a Marchetto Webber, a Sito Webber. Però sto pensando più al titolo che a rischiare. E vai Kumendo. Dai, portiamolo a casa, sto titolo mondial. Attenzione ragazzi, attenzione a Gigi. Attenzione a Gigi. Qua un po' esagerato. Gigi è vicinissimo ragazzi. Gigione è qua.
Gigione qua, ragazzi. Adesso col DRS ci prova. Il Kume chiude la porta. Sempre 22 macchine, ragazzi. Sempre 22. Sarà una gara veramente lunghissima questa a Interlagos. Non è prevista pioggia, ma ci sono nuvoloni minacciosi. Vai Kumendon, vai Kumendon. Dai, tirala, tiralo sto catorcio infernale. Questo è il classico catorcio infernale. Purtroppo Webber se ne sta andando. Ma riteniamo che entro 5 minuti Webber effettuerà una sosta. Va bene. Il Kume è teso, mamma mia, ha rischiato il muretto, fioi. Ai 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 Gigi, ai 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 Gigi. Il Kume chiude ancora la porta, ma il Kume in difficoltà. Ha perso un secondo in un giro e mezzo da Webber. Dai Kume, regalaci il sogno. La Ferrari ha bisogno del titolo mondiale dopo un dominio Red Bulliano, ma non può sempre dare bene a Vettel, non può. Vai Kumendon, vai Kumendon. La vettura che ti segue è a circa un secondo di distanza. Attenzione intanto, Vettel davanti a Gigione. Vettel supera Gigione. E adesso so cazzi. Adesso sono cazzi. Attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Avere Vettel dietro sicuramente non è una cosa piacevole. Però abbiamo un piccolo margine. Dai Kumendo, ne va in cui ho dato mar. Erroraccio veneziano, che a puttana ha detto a mare, però siamo in vantaggio ancora. Forse ha problemi Vettel, non lo so, ma è ancora lontano il Bibitarus. Che bello, che bello, che bello! Scusate ragazzi, un momento di panico come indiano. Non sto guidando molto bene però adesso, Infatti adesso stanno recuperando di brutto. Le gomme sono un po' andate, ma non tantissimo. Attenzione, momento di smarrimento comendiano. Calma Kume, relax Kume, relax Kume, relax. Insomma, le gomme comunque non sono messe proprio benissimissimo. Vettel è veramente vicinissimo. Vai, 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 devi tirarla, devi tirarla. Ancora 2 giri e poi box, box, box. Dai Kumendo, ne. Portaci a casa la vittoria. Beh, comunque Vettel è in risparmio carburante in questo momento. Il vantaggio sulla vettura alle tue spalle è di un solo secondo, fai attenzione. La gara è tutta dietro, ormai i primi se ne sono andati, ma non mi interessa niente. Sulla carta sono davanti a Vettel, anche se mi supera, però con i play stop, con i... Attenzione Vettel! Vettel mi ha tamponato, maledetto Vettel! Maledetto! Guarda il coi! Guarda. Non è possibile attivarlo. Maledetto Bibitaro! Il DRS è anche andato. Ma porca mignotta. Dobbiamo effettuare il sorpasso, sei molto più veloce nel settore 1. Ma non mi interessa niente, che errore, devo andare ai box, 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 no! Carburante, pneumatici duri.
confermato, alla prossima. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo e vaffanculo. Problemi comendiani. Alla prossima sosta monteremo pneumatici duri. Carburante. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Carburante elevato. Adesso devo fare un miracolo sportivo, cazzo. Porca troia. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Maledetto anche il bibitaro, però mi ha tamponato 2 volte, ce l'ha fatta. Bibitaro come sempre scorrettissimo, peggio del comendone. La vettura che ti precede monta gomme morbide, potremmo avere problemi a colmare il distacco durante questo stint. Dai, come subito il sorpasso del comendone. Non può perdere troppo tempo il comendone dietro a ste macchine. Sorpassa Vernie. Ci giochiamo tutto qua. Ci giochiamo tutto qua, ragazzi, alla sosta di box. Il livello di carburante è buono, ma continueremo a tenerlo d'occhio. Ma non rompere il cazzo. E non è che il DRS, mignottona ladra. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi. Come sempre Vettel la culo alla fine, non ci credo, non ci credo, non ci credo. E adesso vediamo i box. C'è molto traffico ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla Quanto pit sto lane. rischiando. Vettel è davanti. Seba è qua! Seba è qua! Seba! Seba! Seba verso scomendore! DRS ora lo puoi usare. E il Cube sorpassa! E il Cube lo sorpassa! E Vettel è là! Vettel è là! Mamma che sorpasso del Cube! Ai limiti proprio, ai limiti, ma ce l'abbiamo fatta! Grandissimo livello di stare davanti a Vettel, il resto non me ne fotte un cazzo! Alla fine è andata bene, alla fine è andata bene. Il problema è che devo fare ancora tanti giri. Carburante normale. Vettel mi ha tamponato prima, ma stavolta cazzo. La vettura alle tue spalle dispone di pneumatici a mescolatura, effettuerà uno stint lungo. Mi fa piacere. Quinto posto comendiano. Gigione ce l'ha fatta. Gigione è davanti. Gigione è davanti. Gigione è davanti. È davanti anche a Vettel adesso, ragazzi. Adesso non sarà una sofferenza infinita. Attenzione al Bibitaros. Adesso è lotta vera con il Bibitarus. Mamma mia, sbandata prepotente di Alonso. Nel Cume. Interlagos comunque pensavo sia una gara un po' più tranquilla. Invece non è proprio una gara comendiana, purtroppo. O quantomeno oggi non è così. Il bibitaro è sempre là, ragazzi. Devi aumentare la distanza dalla vettura che ti segue. È a meno di un secondo, potrebbe usare il DRS. Parapapapapapapa. Vado, è troppo vicino il Bibitarus, miglior primo settore assoluto, però nel primo settore vado veramente come un treno, Oh, c'ho Kume, bravo Kume. Scusate ragazzi, il telefono. Andiamo.
più veloce in pista. Mi fa piacere, ma non me ne fotte un cazzo. Vai, comandone. Ottimo, i tempi sono buoni, stai tenendo un ottimo passo gara. Ecco, appena detto sto fio della mia nota mi ha parlato sfiga. Adesso Vettel mi può superare, eccolo qua. Vettel mi supera. Concentrati, puoi riprenderti quella posizione. Vai Come. Prova l'esterno. Is come bella chiaro. Di 4 posizioni. Che sorpasso. Che sorpasso, raga. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Occhio. Ho fatto un bel sorpasso, però sto ancora rischiando. Sono teso, ragazzi, sono tesus. Dai, Come, dai, cazzo, dai. Ancora giro record di Alfonsino. Il pilota dietro di te ha un solo secondo di ritardo. Un secondo. Dai, fioi, dai. Dai, fioi, dai. Attenzione, attenzione. Ho rischiato veramente di andare fuori. Dai, raga, dai, raga. Quinto mancano ancora parecchi giri purtroppo. E la tensione è altissima. Vettel è ancora vicino. Vettel è ancora vicinissimo. Dai, Come, dai, Come, dai. Dai. Dai, Come, cazzo. Ancora Alfonso, giro record, fastest lap. Pilota più veloce in pista. Sono troppo teso, cazzo. Sta calmo, Come. Che basta un errore. Giro record di sito Webber, fioi. La distanza dalla vettura che ci segue è inferiore a un secondo. Dai, cazzo, dai. Ancora parecchi giri, purtroppo. Per provare il sorpasso. Ma stiamo tranquilli, ce la possiamo fare. Anzi, ce la dobbiamo fare. Tori ai box è tesissima, ragazzi. Ancora nel primo settore, ragazzi, il Come c'è, Anche 6 decimi. Dai, vediamo di fare un secondo giro. Un secondo e terzo settore come il primo. Ecco, appena detto. Fanculen. Dai, comandissimo, dai. Ancora giro record di Alfonso. La vettura alle tue spalle ha un ritardo di un secondo. Mi fa piacere. Vettel è là. Non è ancora a distanza di sicurezza, purtroppo. Occhio, comandone, occhio. Che questi cordoli sono veramente insidiosi. Ancora migliore il primo settore assoluto. No! E qua vado a fare l'errore clamoroso. Puttana miseria. Eccola là, per guardare dietro. Che a puttana detto mare, are. Dai, fioi, dai.
Attenzione, ancora il telefono, scusami. Comunque raga, io scusate, adesso sono ritornato dopo la sosta. Comunque è anche vero che mi sto affannando un po' per il cazzo, nel senso 20 punti di vantaggio, cioè. Però non si sa mai. Diciamo che voglio mantenere anche la suspense come indiana. No, qua vado, vedi, è meglio tenere la tensione. Un paio di giri, quindi se vuoi sorpassare il pilota che ti precede, devi darti da fare ora. Cazzo, le gomme sono anche messe male. 3 laps, remanung. Guarda che lotta di là. Comunque nessun ritiro. Adesso si ritirano tutte, adesso ce l'ho in culo. Dai, che siamo veramente a un passo. Siamo a un passo da sto mondiale, ragazzi. Le ruote sono messe un po' male. Gomme di merda, la la. Concentration massimale. Mamma mia che rischio. 2 giri, 2 laps. Siamo a circa 3 minuti e qualcosa dal sogno irridato. Vettel davanti, ma siamo quinti e sesti. I ritiri non ce ne sono, non si possono ritirare tutte. Le possibilità adesso sono veramente incredibili. Intanto bellissime queste scene sugli spalti, bandiere italiane insieme a quelle brasiliane. Attenzione, il Kumendone può veramente fare una cosa indescrivibile. Il secondo anno in Formula 1, andare a vincere il mondiale con la Ferrari. Vuole entrare nella leggenda il Kumendone. Stagione particolare, iniziata alla grande, poi un momento di smarrimento, poi altre vittorie. Alla fine tante vittorie, tantissimi podi. È meritata questo mondiale, è meritato, ma manca ancora un giro. Manca ancora un giro. E poi solo la gloria. Anzi, solo tori. Noi vogliamo tori. Attenzione. Carburante, no, ho sbagliato. Carburante basso. Final lap. Fernando ti rifila un. Ma vaffanculo, Fernando non è campione del mondo, io forse sì. Va bene che sesto posto, 20 punti di vantaggio. 20 punti di vantaggio per il Kumendone. Dietro di te a un secondo, prova da no, invece non provo un cazzo, merdaccia umana. Tori è tesissima, i box tutti sono tesi. Da Domenicali a Montezemolo. Per l'occasione anche Schumacher. Attenzione anche Button, prova a superarlo. Va bene così. Contro sorpasso comendiano, non ci sta a perdere la sesta posizione. Sei dietro a Fernando, hai 5 posizioni di svantaggio. Va bene, non c'è problema, ultima vera curva del mondiale. E poi sarà solo festa. E poi saranno solo trombate con tori. Dai ragazzi, il Kumendone va a vincere il mondiale. Lo va a vincere. Campioni del mondo. Ragazzi, non posso mettere la canzone per sicurezza per i copyright, ma Ottima prestazione. sì, cazzo. E finisce il mondiale. Dai, il campionato piloti è tuo. Inoltre siamo secondi nella classifica costruttori. Sono felice che tutto il duro lavoro sia stato ripagato da questi successi. Congratulazioni. Secondi purtroppo nella classifica costruttori con 41 punti, ma nella piloti veneziana è primo.
E si festeggia, e si festeggia, e si festeggia. Campioni del mondo, campioni del mondo. Grandissima vittoria, ragazzi. Grandissima vittoria. Allora, mondiali piloti vinti 1 su 2, giri veloci 7, pole position 3, posizione finale media sesto, vittorie 10, punti 1,98, mondiali costruttori vinti 0, rivali sconfitti 2 su 2, sconfitte compagnie vinte 2 su 2, obiettivi raggiunti 26 su 38, esperienza carriera 74.000, rango vinti. Ole 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 ole, Kumenda. Kumenda. Grandissimi ragazzi, grandissimi. Nel prossimo mondiale si va a livello esperto. Raga, un saluto dal Kumendone, campione del mondo veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.